Ciao amici, benvenuti in questa nuova rubrica Ma che cazzo sei? Tante volte vi sarà venuto in mente di dire ma insomma che c'è quel linguaggio di programmazione tipo non so il Python. Ma che cazzo è il Python? Beh, questa rubrica vuole prendere in esame tutti i vari linguaggi di programmazione e mostrarli immediatamente, come che si installa, come che si esegue, così se facciamo un'idea immediatamente di quello che c'è. Questa oggi è ma che cazzo è Python? Beh, Python è un linguaggio di programmazione a alto livello, quindi è più simile al linguaggio umano che non al linguaggio macchina, è orientato a oggetti come tanti altri linguaggi, è già adatto a fare applicazioni naturalmente, ma a fare dei scripting, a fare della computazione numerica o dei sistemi di testing, quindi esaminevi in mente che è più un linguaggio verso il back-end che sta dentro i server che l'elabora. Ciò non toglie che con questo potremo fare anche siti internet se vogliamo. È stata sviluppata da un olandese, Guido van Rossum, una roba del genere, negli anni 90 per migliorare il linguaggio Perl. Ecco, io ieri vacanze di Natale mi sono detto adesso no, voglio fare un linguaggio che sia semplice, veloce, perché mi serve da fare delle elaborazioni veloci, tipo non so cosa da fare a schedina del totocalcio, non ho bisogno di linguaggi di programmazione troppo strutturati, devo essere immediato. E indovina, cavolo, perché il Python è quasi un pseudo linguaggio guardando, cioè somiglia tanto a quei linguaggi che vi insegnai nelle scuole, che dice facili da leggere e immediati veramente. Quindi proprio viene sgrassato tutto quello che ha di pomposità i vecchi linguaggi. Viene usato da tantissime aziende, ma anche da colossi come Google e YouTube. Non perdiamo tempo, basta accedere a python.org, incredibile, download, e scarichiamo il Python e installiamo nel nostro PC. Attenzione che durante l'installazione deve mettere a spunta quando vi chiede di un certo path, perché io va a registrare nei variabili da invento di Windows un certo percorso, se non così bisogna che omettivi altri e vi tocca rompere. Feo mio cosa ha fatto, quindi basta scaricare e installare. Se vi ricordate l'altro corso che ho fatto, programmare come giocare a calcio, là avevamo il Node.js che era la nostra federazione. Qua abbiamo il Python che è la nostra federazione ne permette di fare tutto quello che vogliamo. Bene, una volta installato andiamo sulla nostra console come sempre, cd svil, qua vediamo se Python si installa, quindi basta fare Python-V maiuscola, ok, perfetto così. Non ne resta che creare una nuova applicazione Python. Vediamo cosa che abbiamo qua dentro, che abbiamo quell'applicazione Goal che è qui fatta in React, che siamo di fare il corso di React. Ok, bene, vedi che potremo fare tutto quanto anche nelle stesse cartelle, perché ogni cartella contiene tutte le sue librerie e non si scontra. Ma a maggior ragione Python, basta scrivere Python -m, crea un virtual environment, cioè un ambiente virtuale. Io uso ancora più intelligente, perché dice mi crea un ambiente virtuale, che se è un'altra applicazione Python nella stessa cartella o nello stesso computer, che ne si scontri con le varie versioni delle librerie. Quindi che piace a Python stare dentro un suo ambiente virtuale. Vabbè, adesso chi se ne frega. Prova Python, chiamiamolo così. Ora vediamo che oltre a Goal abbiamo prova Python, quindi cd prova Python, facciamo il nostro sempre Visual Studio Code. Ancora una volta vedi come che è facile lavorare sempre con Visual Studio Code. Allora, come che abbiamo fatto anche per React, è meglio che il Visual Studio Code sappia che noi sviluppiamo anche in Python, quindi andiamo a cercarsi questa estensione Python, eccola qua, è super sicura, è super scaricata da un fracagno di gente, 7 milioni di persone, quindi potremo installarla tranquillamente. È un'estensione, questa ne concede di scrivere in modo più chiaro il codice in Python. Fatelo. Bene, come si è fatta una app di Python, anche io e le sue belle include, delle librerie equivalenti del node modules di React e via dicendo, e degli script che si possono usare per installare, per lanciare, per fare brigare. Sto file di conf non ce ne frega niente, noi basta fare un nuovo file e chiamarlo main.py, che è Python. Fai a tutti, insomma, cioè impariamo a capire che main è il nostro file iniziale dell'app, quindi quando dovremo eseguirlo eseguiremo sempre main, poi avremo milioni di altri file e cartelle. Facciamo subito un programma in Python, print ciao, molto semplice. Qua abbiamo una bella freccettina di play, lanciamo il play, si apre a console qua sotto, eccolo qua, Python, e ha scritto ciao sua console. Quindi come già capito che Python lavora con console.
ecco perché sei comodo per elaborare dati, per fare, perché sei veloce, non che sei tanti sfrogni grafici. Femo tutto velocemente da linguaggio di programmazione. È estremamente veloce per fare qualsiasi roba. Vediamo un input da utente, femo, non so, il nome di una persona, input, ma guarda, ti chiama input. Inserisci il tuo nome, ok, spazio anche. A questo punto facciamo un print di nuovo e diciamo il tuo nome è, concateniamo la stringa name, salviamo e lanciamo. In console lui mi scrive inserisci il tuo nome, aspetta, mi scrivo Ciano, do invio, il tuo nome è Ciano. Veramente facile. Vediamo sempre qualche altra sopra, gusto per vedere le robe. Ciao, io sono segnaposto e sono nato il giorno segnaposto. Abbiamo fatto una stringa con 2 segnaposti. Adesso la stringa parsed, la stringa parsata, è la stringa originale format col format, che è un comando che dice, beh, al primo segnaposto mettici Ciano e al secondo te metti 7 luglio. Se stampiamo a schermo la stringa parsed, tac, ciao, io sono Ciano e sono nato il 7 luglio. Guarda che potenza. Vediamo un'altra cosa super veloce, semplice, quello che si fa con gli array, si fa con le stringhe, si fa con tutto, è molto dinamico. Abbiamo un frutto che è a banana, ok, e disegno per ogni char, per ogni carattere in frutto, ok, 2 punti, print char, stampiamo sto carattere, diamo invio, banana, io ho stampato tanti caratteri quanto che sei. Quindi usiamo le stringhe come se fosse anche delle liste. Roba figa è che ciclo for finisce con 2 punti, non che sia parentesi, e l'importante è che tutto quello che sta dentro il for è tabulato, importante che sia questo. Infatti se vediamo femo print ciccio alla fine del tutto, o che abbiamo fatto non tabulato, quindi sta fuori il ciclo for, eccolo alla fine. Se invece lo facciamo tabulato, andiamo a rieseguire, vedremo che faceva B, ciccio A, ciccio N, ciccio, e stava dentro il ciclo for. Anche questo una scrittura molto più veloce di quelle classiche dei linguaggi di programmazione. Come si fa una funzione? Ancora più semplice. Def, definiamo una funzione tipo start engine, cioè facciamo partire una macchina, 2 punti anche qua come il ciclo for, e lui si mette già tabulato. Quindi print inserisci la chiave, poi facciamo print gira la chiave e print DAG-gas. Boh, se lanciamo non succede completamente nulla. Abbiamo anche un CLS per ripulire la nostra console. Non succede nulla perché questa è una funzione, basta richiamarla start engine. Vediamo, inserisce la chiave, gira la chiave da gas. Posso chiamarla più volte e lui mi scrive più volte. Super facile anche questo. Ultime 2 cose, vediamo come si apre un file. Open prova.txt, tutta roba che può servire ai programmatori per capire velocemente. File.write, scriviamo dentro il file, guardate, ciao, poi andiamo a capo e poi scriviamo come stai. Lanciamo l'applicazione, non mostra nulla in console, ma crea un file prova con scritto ciao come stai. Ovviamente qua dopo potremo fare un read, in append, leggere, scrivere, fare quello che vuoi. Guarda che facile che sia anche a fare un file, c'è proprio semplicità assoluta. Però uno può dire sì, bella tutto, bella la console, ma non si può usare graphic interface, cioè interfacce grafiche, finestri, bottoni, qui che Windows. Sì che si può farlo, è come. Per far questo ne serve una libreria, dobbiamo prima installarla. Non siamo in React che si faceva npm install, siamo in Python, bisogna fare pip install, ok? Pip install è il comando per installare, tk è la libreria, è tkinter. Lui installa la libreria, la metterà dentro qua, tk, eccola qua, cavoli sui da dove la mette. Io adesso devo quindi dire importami dentro sto file sta libreria
qua somiglia anche a React. Tkinter import asterisco, quindi prendimi tutto quello che c'è dentro la libreria Tkinter. Dico che la mia finestra la chiameremo window, per esempio, ok? È un tk, così. Tk è una funzione dentro Tkinter e questo vuol dire che quella è una finestra grafica. Bello. Allora questa window avrà anche un titolo, la mia prima applicazione Python. Bene, tra parentesi tonde. Provo a dargli l'ok, a salvare, a lanciare, non succede nulla. Questo perché Python esegue tutto, esce, chiuso. Fa sempre così Python, va via, si è rotto le scatole. Bisogna dighe, va bene, dai, fammi che a window rimanga dentro un main loop. Questo vuol dire che la finestra rimanga sempre accesa finché dentro una sorta del suo loop, finché qualcuno non dice che deve spegnersi, deve chiudersi. Lancio, allora qua con la mia bella finestra grafica la posso espandere come finestra di Windows, a tutto schermo, ridurre icona e con la X buttarla via. Ultimissime cose proprio al volo, vedremo per esempio la window.geometry, posso dare anche una geometria iniziale, posso dire che se larga 600, alta 600, ho ciò che è x minuscolo, poi devi stare 100 pixel dal bordo sinistro e 200 pixel dal bordo destro. Proviamo a lanciarla, eccola qua, diventa più grande. Ecco, poi vedremo l'ultima cosa proprio in assoluto, window, poi quasi da sbizzarrirsi, attributes, possiamo dare anche degli attributi, diciamo che l'attributo è l'alfa, alfa, e che valore che diamo può andare da 0 a 1 fino a metà, 0,5, quindi chiediamo una trasparenza, eccola là. Guarda che figo. Beh, abbiamo già capito che praticamente potremo giocare anche a creare applicazioni in Python. Ecco, Python è, come vi dicevo, molto più indicato per lavorare sui backend, quindi se per esempio abbinè con Django viene fuori una sorta di un simile PHP con Laravel, ecco, proprio per dire una bestemmia, quindi qualcosa che lavora col database, che crea tutte le logiche del nostro software. Poi sui front-end puoi sviluppare in React, in Vue, in Angular, in quello che vuoi. Spero di avervi dato un'abbastanza curiosità e avervi fatto capire abbastanza cosa che è il linguaggio Python. Vi assicuro che è divertentissimo e facilissimo da sviluppare. Clicca un po' delle cose qua sotto, del like e quello che c'è sui video, se vuoi offrirmi uno spritz che c'è un link sempre in descrizione, e se vediamo alla prossima puntata di ma che cazzo sei?